Contos de Maria Nudda. Racconti popolari nell'era digitale. Podcast a cura di Enedina Sanna. Storie raccontate in sardo da Maria Elena Cocco. Una produzione del Festival letterario Etnos. Da un'idea dell'Associazione Culturale Elighe APS. Con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Martis. Eccoci al terzo episodio del podcast dedicato ai racconti di Maria Nudda, narratrice di Martis, scoperta da Franco Enna circa 50 anni fa, durante la sua indagine dedicata alla narrativa orale della Sardegna. Abbiamo rievocato nelle puntate precedenti quello che era il clima culturale dell'epoca in cui Franco Enna condusse la sua ricerca, tra gli anni 60 e 70 del Novecento. Da una parte si assisteva ad una modernizzazione che procedeva a tappe forzate, portando certo benessere e alfabetizzazione. Dall'altra però si registrava un abbandono rapido dei modi di vita di quella che venne definita la civiltà contadina. Perciò, tra gli studiosi di discipline sociali, in particolare di antropologia culturale, si diffuse un'idea che era anche quasi una missione. Occorreva rilevare tutte quelle espressioni culturali delle classi popolari o, come si diceva, subalterne, prima che tutto quel mondo scomparisse per sempre. Era infatti un mondo che si reggeva ancora principalmente sulla trasmissione orale e una volta reciso il ciclo di quella trasmissione, tutto quel patrimonio di saperi sarebbe scomparso insieme agli ultimi suoi depositari. Grazie anche ai mezzi messi a disposizione dall'evoluzione della tecnologia, pensiamo solo ai registratori portatili sempre più leggeri ed economici, fu possibile promuovere indagini sul campo di grande ampiezza, in modo sistematico, raggiungendo tutte le regioni d'Italia. Si registravano canti e musiche, rituali e feste. Così Ernesto De Martino, già negli anni 50, organizza le sue spedizioni in Basilicata e Puglia, mentre in Sardegna dobbiamo ricordare le campagne condotte da Pietro Sassu, insieme a Diego Carpitella, per quanto riguarda i canti popolari sacri e profani. È merito anche di questi studi se gran parte di quel patrimonio non è andato disperso e anzi ha trovato nuove generazioni di interpreti, e oggi assistiamo alla grande diffusione e persistenza di forme arcaiche come ad esempio il canto a tenore. Per quanto riguarda invece la narrazione orale e tutto l'ambito dei racconti popolari, è certo che se non vi fossero state le ricerche sul campo, come quelle condotte da Franco Enna, questi beni culturali nella loro forma orale sarebbero scomparsi insieme ai loro vecchi custodi. Perché in questo caso, contrariamente a quanto è avvenuto nella musica, non c'è stato un passaggio alle nuove generazioni, a parte naturalmente poche eccezioni. La Sardegna tra le regioni italiane ebbe un ruolo rilevante in questa fase della ricerca sulle tradizioni popolari. L'arrivo di Alberto Mario Cirese nell'Ateneo Cagliaritano nel 1956 apre la strada ad una nuova scuola di antropologia. C'è da una parte la passione verso tutte le espressioni culturali del mondo subalterno e dall'altra il rigore del metodo scientifico, supportato dai primi calcolatori. Così schiere di studenti, coordinati prima dal professor Cirese e poi dai suoi allievi, a loro volta diventati docenti di tradizioni popolari e antropologia, ricordiamo Enrica De Litala, Chiarella Addari Rapallo, Giulio Angioni, si impegnano nell'impresa per la creazione di un Atlante demologico sardo, un grande archivio dei saperi e delle tradizioni.
Le inchieste specifiche sui racconti popolari, sempre sotto la guida di Cirese, si estendono su scala nazionale per un catalogo italiano delle tradizioni orali non cantate negli anni dal 1968 al 72 e la Sardegna darà un notevole contributo con 9 collezioni di nastri magnetici per altrettante regioni storico-geografiche della Sardegna. Sono rappresentate l'Anglona, il Cagliaritano, Alghero con la sua variante catalana e poi il Sulcis, il Tabarchino di Carloforte. E tutte queste registrazioni sono ora conservate a Roma, nella sede della Discoteca di Stato, che oggi è confluita nell'Istituto Centrale dei Beni Sonori Audiovisivi. Vi facciamo ascoltare ora alcuni estratti delle registrazioni che sono conservate presso questa istituzione. Sono disponibili su internet, ma solo pochi secondi dell'inizio delle narrazioni nelle diverse varietà del sardo. E riconoscerete nell'ordine il gallurese, il logudorese e l'ogliastrino. Qui c'era un Ricconi, era dato un dono, l'angelo custode per esempio, e ha detto ti posso comprendere animali, ma dalla lì che scopiti all'asciutta dell'usoli tu sei poi menato. Le raggi dell'usoli ti bruciano. Questo è su contato del suo paese. In un tempo lontano viveva in questa città un uomo mega povero, poveretto che devia che andava a ogni a campagna per attire erba, per poter nutrire il figlio che viveva in Roma, quindi è troppo povero. Questa è la storia sul mondo cannoso. Un caso avuto un uomo che teneva un servitore, che teneva un vari proprietari che tenevano un servitore. E ogni anno teneva un cane per guidare su bestiame che portava. E quando andava a importare questo cane, vai sempre a una fresca. E su me, se era che su me era no, su me, c'è una cosa, e testi. Su cane che andava a importare, va a una fresca. E poi di un fatto, il birrio che dava a questa una fresca. O canale di avere l'obiettivo a sommerire, dopo un fatto a Sovane e ci smoccando un buco. Molti di questi documenti sono inediti, ma una parte è stata pubblicata in diverse raccolte, saggi in ambito accademico. Alcune pubblicazioni sono state anche poi rivolte al grande pubblico e tuttora disponibili in commercio. Così le opere di Enrica Delitala e Chiarella ad Arirapallo si affiancano ad altre ricerche indipendenti come quelle di Dolores Turchi. Tutti lavori che Franco Enna conosceva bene e che cita nella sua ampia bibliografia al termine del volume Contos de Voghile, accanto ad una serie di altri riferimenti nazionali e internazionali, e insieme anche ai riferimenti delle raccolte ottocentesche, altro argomento affascinante del quale vi parlerò in una prossima puntata. Insomma, stiamo rendendo omaggio a tutte quelle persone, docenti, studenti, ricercatori, informatori, che hanno contribuito a salvaguardare un patrimonio culturale immateriale proprio quando la trasmissione orale si stava interrompendo, dopo millenni di ininterrotto passaggio da una generazione all'altra. Oggi l'antropologo Pietro Clemente, formatosi anch'egli alla scuola del professor Cirese, continua ad occuparsi di fiabistica ma da prospettive diverse, insieme ad altri temi più generali dell'indagine antropologica contemporanea. Clemente scrive, citando Bruno Bettelheim, che è finito il tempo di interpretare le fiabe, è tornato il tempo di raccontarle, ma avverte anche sul pericolo che la narrazione orale odierna si trasformi in storytelling, si faccia spettacolo, ricordando qual era lo scopo dichiarato di tante indagini e degli archivi nati negli anni 60-70. Era lo scopo di restituire alle classi non egemoniche le proprie forme di espressione, sottraendole sia alla dimenticanza che al mercato, mantenendo vivo il pluralismo creativo delle forme. Ecco è proprio ciò che Franco Enna ci ha insegnato.
non ha lasciato solo un prezioso testo a cui attingere, ma lo ha accompagnato da un'attività continua di restituzione e diffusione nella scuola, nel teatro, alla radio, con la passione del ricercatore e una grande capacità affabulatoria, venata sempre di una nota di umorismo che caratterizzava i suoi interventi. E ora è arrivato il momento di introdurre il racconto scelto per questa puntata, proveniente sempre dal repertorio di Maria Nudda, ma raccontato a Franco Enna dal suo allievo Angelo Corda, di cui vi abbiamo parlato nella puntata precedente, e affidato all'interpretazione di Maria Elena Cocco, che ascolterete tra poco. Il brano appartiene al registro comico, come si capisce subito dal titolo, Samula Kagainari. È un tipo di racconto diffusissimo, forse di origine orientale, dicono gli studiosi, registrato nell'indice internazionale al numero 563 con il titolo La tavola, l'asino e il bastone. Ne troviamo versioni diverse nella raccolta dei fratelli Grimm, in Andersen, anche nelle fiabe italiane di Italo Calvino troviamo una vivace versione pugliese dal titolo Ari Ari, ciuco mio, butta danari. Nel nostro caso la situazione di partenza mette in scena due fratelli, di cui uno ricco e uno povero, e anche un po' sciocco, che interpreta la frase Baino Ramala, va alla malora, come un invito ad andare veramente in cerca di questa misteriosa ora mala. Ma il fatto è che la trova veramente, non solo, ma alla fine riceverà il dono magico, una mula, che in luogo di escrementi produce oro, il metallo più nobile prodotto dal deretano dell'animale più umile, un accostamento degli opposti che è un classico espediente comico per suscitare il riso. In questo genere narrativo, come accade nel Carnevale, si realizza la possibilità di un capovolgimento delle gerarchie attraverso situazioni surreali e irriverenti. Funzione compensatoria delle fiabe, si dirà, ma non consolatoria. I despoti e i principi hanno sempre guardato con sospetto il popolo che ride, che deve stare triste e sottomesso. E noi, invece, ridiamo. Samula Kagainari. Cuscio fin due fradese, uno ricco e satero povero. De fia benne Natale, e su frate povero è andato da su frate ricco a bidere se li dai a qualche cosa a mandicare. Su frate l'ha dato un piccolo cosce anzone e l'ha nato. Te e baino ramala. Cuddu ha crettitu chi su frate queria che giugere sapetta in ora mala e tanto se posto in camino. Caminende, ad acciappitu un uomine, chi l'ha dimandato? E noi se s'andende. E frate mio m'ha dato quel sapetto anzone e m'ha dato a che la giugere in ora mala. Ali chide boi no è chelle. Nacchi, cammina eretto, chi già l'acciappasa. E t'ora d'andare. Bene stanotte, e si che cocca sotto una fontana. Su manzano è passato un atteromine, chi l'ha nato. E de noi se benzende. Frate mio, guoi e gai. E come deo so andende in ora mala. Ali chide boi sa domo. No, ma alla ide se gusta dominallu. Intra e acciappa su nomine in aiva, chi già è tutto. Tando andata, zocchidi e bivi cull'omine chi l'ha nato. Intra in no, che intra. Ficco chende su minestrone e binde la posto un piatto. Isse ha mandicato e da poi si è coccato. Su manzano su e su l'ha nato. In de segusu de questo monte vado una domo, in cui acciappa sa ora mala. È fea che su fritto e su famine, ma tu e non bilunesa no. Narali che è bella canto su sole e canto un'illella, e puru più bella. Prima però faghe di un icopolo, pruitte ora mala, promontare su furru, sin de tronca sallittasa.
tanto cuddu, s'ha fatto un icobulu e si è posto in cammino. Arrividi, zocchidi e bessi d'ora mala. Fifea e lanza che sa molte. S'è sciaccerata e l'ha nato. Bella so!